nuovi casi di febbre del Nilo a Schiavonia, ha registrato il secondo decesso nel Padovano. Si tratta di una 77enne. Nella Marca sono 3 i casi sospetti, di cui 2 decessi di un 87enne e un 72enne. 36enne di origini brasiliane uccide il marito a coltellate e poi va a costituirsi. Mi picchiava, mi tradiva, ha detto ai carabinieri il delitto a Bussolengo. La vittima è un autotrasportatore. Il crollo sulla Marmolada, lutto cittadino, le prime 3 cerimonie funebri delle vittime: Isola Vicentina, Valdagno e Tiene. Il commosso addio a Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo. Il corpo di un 35enne italiano ritrovato nella stazione dei Pullman a Vicenza. Era uscito dal carcere dove era rinchiuso per rapina solo ieri. Non si esclude la morte violenta. Temperatura in aumento, crisi idrica sempre più drammatica. Nuova ordinanza della regione che invita i sindaci a prendere i provvedimenti. L'allarme del consorzio Brenta, l'acqua sta finendo. Cagnolini lasciati nell'auto sotto il sole, pesce a rischio nei canali padovani ormai senza acqua. Doppio salvataggio tra Castelfranco e Padova. Il proprietario dei cani denunciato per abbandono e maltrattamenti. Rifornimento in dialetto, la trovata di un noto marchio di carburanti sta spopolando in questi giorni. 2 settimane di prova per strappare un sorriso. TG Veneto, ben ritrovati. Partiamo con nuovi casi di West Nile. C'è una seconda vittima nel Padovano dopo quella di cui vi abbiamo dato notizia ormai alcuni giorni fa. È morto un 77enne ricoverato a Schiavonia. Registriamo 5 casi di encefalite, quindi abbiamo un aumento della casistica e purtroppo abbiamo un secondo decesso, anche se in un soggetto con altre patologie. Seconda vittima da encefalite provocata dal virus West Nile. Si tratta di un nuovo caso registrato dall'USL 6 Uganea, un 77enne deceduto martedì sera all'ospedale di Schiavonia. L'uomo presentava un quadro clinico già aggravato da altre patologie. Con questo nuovo caso salgono a 5 le encefaliti da West Nile nel Padovano, 2 decessi e 3 casi invece in via di miglioramento. A questi si aggiungono 2 persone positive a West Nile, asintomatici e scoperti durante gli esami per la donazione del sangue, e un 70enne di Vo positivo al toscanavirus dopo la puntura di un papataccio. Il virus West Nile è stato riscontrato anche in 2 cavalli. L'USL 6, dopo una riunione con i sindaci, ha disposto alcune misure per la disinfestazione dalle zanzare. Sono relative in particolare ai trattamenti alla lotta biologica, soprattutto nei fossati, nella parte più vicina ai centri abitati. Poi abbiamo un rinnovato appello per la protezione individuale. I repellenti, ricordiamo, sono un vero e proprio scudo contro gli insetti. E poi l'apertura in casi di festeggiamenti o di sagre o eventi serali notturni dell'abbattimento del numero di zanzare con adulticidi fatti nelle 24 ore precedenti alle giornate di festa. Come misure di prevenzione viene consigliato di usare dei repellenti e abiti lunghi ed evitare di avere ristagni d'acqua nei giardini e nelle terrazze delle abitazioni. Il cambiamento climatico va ad influire, infatti si parla di One Health, quindi si parla di un'associazione tra ciò che succede nell'uomo, nell'animale ma anche nell'ambiente, quindi tutto è collegato alla possibilità di avere un aumento di queste patologie. La sorveglianza c'è, il Veneto l'ha sempre avuta, del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, quindi siamo con le orecchie alte per capire se sta accadendo qualcosa di diverso. Ci sono 3 casi sospetti, sono stati segnalati all'ULSS 2, la lettera che è arrivata ai sindaci dei comuni dove appunto le persone risiedevano. Si tratta di un 73enne di Ponzano Veneto, un 87enne di Salgareda, dimesso invece un 72enne di Cessalto. L'appello ai cittadini: evitate di far ristagnare l'acqua. Dunque sarebbero altri 3 i casi di West Nile, questa volta siamo in provincia di Treviso. Il primo risale al 15 luglio quando il servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione ha ricevuto la notifica di un caso probabile di abovirosi da West Nile nel comune di Ponzano Veneto. Un 73enne con significative comorbidità è deceduto in seguito a malattia neuroinvasiva. Ora si sta cercando di accertare ovviamente questi casi, ma l'ULSS 2 ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni che vi ho appena elencato, intanto per mettere in allerta i primi cittadini. Primo caso di Candida auris nel Veneto, invece è morto l'imprenditore veneziano 80enne Gianni Vescovo, era rientrato dal Kenya. Vediamo.
È morto quasi 10 giorni fa all'ospedale dell'Angelo di Mestre l'imprenditore veneziano ottantenne Gianni Vescovo. Si tratta del primo caso di Candida auris in Veneto. L'uomo aveva contratto il fungo killer di ritorno dal Kenya, dove viveva da oltre 50 anni e dove aveva sede la sua azienda, la Ital Products, specializzata nell'importazione e assemblaggio di attrezzature per le cucine di ristoranti. Vescovo era portatore di precedenti patologie critiche ed era già stato ricoverato in una clinica privata a Nairobi per altre malattie. Per via delle condizioni che continuavano a peggiorare, la famiglia ha deciso di mandarlo con un volo protetto a Mestre e una volta in Italia è deceduto dopo 3 settimane di ricovero e un periodo di coma. La Candida auris è un fungo molto pericoloso e difficile da debellare, ha un'elevata patogenicità. Se non c'è una terapia adeguata, la malattia può diventare grave e provocare infezioni in soggetti critici. Infatti, come sottolinea il primario delle malattie infettive di Mestre, Sandro Panese, il germe può rimanere silente su una persona anche per mesi o per anni. L'Ulstre Serenissima ha confermato di aver attivato da subito tutte le procedure d'urgenza per impedire la diffusione del contagio, con una sanificazione profonda, in quanto la Candida auris può resistere a molti disinfettanti. Un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli, autotrasportatore, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, una donna di 36 anni di origini brasiliane che si è costituita. Siamo a Bussolengo, provincia di Verona. Al momento sono in corso il sopralluogo sul luogo del delitto da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Verona e l'interrogatorio della donna da parte del PM di turno nella caserma di Bussolengo. La donna si chiama Edlaine Ferriera e ha confessato di aver ucciso il marito nella loro abitazione situata nel centro di Bussolengo. I due si erano sposati da poco tempo, avrebbe confessato di aver pugnalato il marito al cuore con un coltello da cucina. Il delitto, secondo quanto ricostruito, è avvenuto nel corso della notte. La 36enne avrebbe riferito agli investigatori che il marito la tradiva e la picchiava ripetutamente. La tragedia della Marmolada. Oggi a Thiene si è stretta la comunità per un corale abbraccio. L'ultimo saluto a Tommaso Carollo, una delle vittime della tragedia della Marmolada. Da oggi riposa in pace Tommaso Carollo, l'alpinista di Thiene, strappato alla vita lo scorso maledetto 3 luglio nella tragedia della Marmolada, dove sono morte 11 persone, 8 venete. La compagna Alessandra De Camilli, sopravvissuta, si trova ancora in ospedale e ha seguito via streaming le esequie. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a un uomo amato, ricordato per la sua gentilezza e il suo sorriso. In tanti al Duomo, dopo giorni di straziante attesa per riunirsi in un corale abbraccio, toccanti le parole del figlio Filippo. Caro papà, anche se non ci sei più, ti voglio ringraziare per tutto quello che mi hai insegnato. Mi hai insegnato a battere le mie paure e ad essere coraggioso. Mi hai insegnato a valutare bene ogni situazione difficile per prendere la decisione più saggia. Grazie papà per tutto, ti voglio bene. Un'empatia, una curiosità, una sete di sapere, una voglia di mettersi sempre alla prova sono trapelate da chi lo conosceva, chi gli era stato vicino anche solo per un tratto della sua vita. In questi giorni, chiudendo gli occhi, ti ho rivisto giovane esploratore. Ho provato una forte emozione nel constatare che gli anni non cancellano quello che si è intensamente vissuto. Tante le autorità presenti alla cerimonia, tra cui la vicepresidentessa della Regione Veneto Elisa De Berti, tanti i gruppi, le associazioni, Protezione Civile in primis, cui il 47enne era legato. A salutare Tommaso Carollo nell'omelia Don Luigi Garbinetto, che proprio con lui trascorse gli anni di liceo. Perché credo che Tommaso era più un esploratore che uno scavatore. E allora un esploratore di alte vette ci insegna almeno 3 cose. Dio aiutaci a viverle. Prima di tutto fa che quando camminiamo non ci scordiamo di prepararci, di partire ogni giorno attrezzati. Un dolore colmo di dignità, palpabile, per dire addio a Tommaso Carollo. Ciao, uomo cortese.
Ancora funerali, perché oggi sono stati celebrati i funerali di 3 vittime in tutto della tragedia della Marmolada. Andiamo nel Vicentino, a Isola Vicentini, l'ultimo addio a Filippo Bari, e poi invece a Valdagno, quello a Paolo Dani, a piangerli amici e parenti nelle chiese gremite. Ti lasciamo andare in alto stavolta. È l'addio della comunità di Isola Vicentina. Filippo Bari, il giovane papà 27enne, il cui sorriso nel selfie scattato poco prima che il ghiacciaio lo travolgesse è diventato il simbolo della tragedia sulla Marmolada. La gioia, alle spalle il ghiacciaio. Oggi i funerali alla chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo Gremita lo hanno ricordato in tanti per quella voglia di vita che gli bruciava dentro, che lo spingeva in alto. Lui con le sue passioni, la musica e la montagna. Alzarsi prestissimo in montagna per precedere il sorgere del sole, essere lì quando i suoi primi raggi infiammano le nudi pareti di roccia. Filippo viveva così la sua religione e armonia col creato. Sali Filippo, sali la grande montagna, ti lasciamo andare. E grazie per averci insegnato che la vita è meravigliosa. E l'invito nell'omelia rivolto a tutti a prendere il testimone della sua vita spezzata precocemente per percorrere il sentiero iniziato e portarlo avanti. Tante le testimonianze di affetto e vicinanza, dai parenti che lo hanno ricordato sorridente ed esplosivo fin da piccolo, agli amici del CAI di Malo a cui Filippo era iscritto, che resteranno uniti a lui come un moschettone invisibile, hanno detto nel loro ricordo, strumento che diventa simbolo di un'amicizia consumata in montagna durante le tante cordate condivise. È un modo di sentirci uniti, di condividere questo momento, ripeto, oggi è un momento di riflessione e silenzio. Oggi è lutto cittadino a Malo, dove abitava, e Isola Vicentina, dove c'è la famiglia d'origine. Un sorriso che faceva naturalmente che contagioso e che sicuramente dava anche forza a chi lo vedeva. Il sorriso che lenisce forse in parte questo ricordo, il dolore di oggi che in qualche maniera conclude, no, questo anche attesa che c'è stata per i funerali. La famiglia aveva bisogno di questo momento, la sua comunità di amici, di parenti. È stato molto doloroso. La comunità di Malo piange questo ragazzo, era un bravo ragazzo, era conosciuto e partecipe alle attività, diciamo così, della comunità, presente con il CAI, devo dire che ha segnato la nostra comunità di Malo. E a portare vicinanza ai familiari di Filippo e ricordare le 11 vittime della tragedia in Marmolada anche una rappresentanza della provincia autonoma di Trento. Restiamo a Vicenza perché il corpo di un uomo è stato trovato la notte scorsa sul piazzale della stazione dei Pullman, appunto a Vicenza. Il cadavere, secondo le prime informazioni, in posizione supina, quindi naturale, presenterebbe anche alcune ferite sulle quali dovrà fare chiarezza l'autopsia. Per questo non si esclude tra le ipotesi anche quella di una morte violenta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che stanno lavorando per dare un'identità alla vittima. Andiamo a Bibione, la situazione dopo l'incendio che ha colpito Bibione sta tornando prudentemente alla normalità. Il faro di Punta Tagliamento riaprirà domani, ma sarà raggiungibile solo tramite lungomare. Via del Faro resterà chiuso fino a nuove comunicazioni, così come il servizio presso Barca X River, che resterà sospeso fino a completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del pontile. L'odore che persiste in questi giorni deriva da questa situazione, così come dai venti, ha detto il sindaco, ma rassicuriamo cittadinanza e turisti, l'area è presidiata con interventi tempestivi in caso di necessità. A chi però si avventura nella zona, il sindaco raccomanda la massima prudenza. E ora torniamo sulla morte della 37enne deceduta all'ospedale di Chioggia, dove era stata dimessa già diverse volte. L'autopsia sta dando al momento alcune indicazioni sulla possibile morte di Federica. Faremo ulteriori approfondimenti per capire se c'è nesso di causalità tra gli accessi precedenti e l'evento drammatico che la ragazza ha subito. A dirlo l'ULSS 3 Serenissima dopo la morte di Federica Fabris, la 37enne di Chioggia, che si è spenta mentre
mentre era in attesa al pronto soccorso dove si era recata domenica perché si sentiva poco bene. Dopo essere stata mandata via le 2 volte precedenti, l'azienda sanitaria, che ribadisce la vicinanza alla famiglia, ha precisato che Federica è morta mentre i sanitari del pronto soccorso si stavano prendendo cura di lei. Abbiamo fatto tutto quello che in quel momento si poteva fare. Torniamo sul caldo torrido, le temperature sono in aumento nei prossimi giorni, a dirlo l'ARPAV nel servizio che arriva da Padova. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio. L'allerta riguarda le zone costiere, pianeggianti, continentale, pedemontana e montana del Veneto. Secondo le previsioni di ARPAV, a Padova si arriverà a sfiorare nei prossimi giorni 40 gradi. Il 19 luglio è stata in assoluto la giornata più calda dell'anno, con 36 gradi registrati nel veneziano e nel trevigiano e la media del padovano di 35 gradi. L'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Le giornate saranno ancora all'insegna della stabilità, l'anticiclone nordafricano farà sentire i suoi effetti anche nei prossimi giorni sulla regione, le temperature sono previste in ulteriore aumento con apice del caldo previsto proprio durante il fine settimana e fino a lunedì 25. ARPAV monitora anche i livelli di ozono dell'aria. La qualità dell'aria è prevista in peggioramento, attualmente non abbiamo ancora raggiunto valori, livelli di qualità dell'aria scadente, però con queste condizioni meteo probabilmente dovrebbero peggiorare. Nonostante le temperature record di questi giorni, l'estate del 2003 rimane in assoluto quella più calda, mentre ad oggi ci manteniamo sui livelli registrati nel 2019. Per le piogge bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le piogge sono previste, delle locali piogge con rovesci temporali, soprattutto sui rilievi nelle ore pomeridiane. Nei prossimi giorni, sia domani, giovedì pomeriggio che soprattutto sabato pomeriggio. Per la pianura dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, la seconda parte della prossima settimana. Paura nel pomeriggio a Colle Ceresa, dove un incendio si è sviluppato in un campo a Molvena, sfiorando alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano, Asiago, Vicenza e Schio, che hanno circoscritto immediatamente le fiamme prima che aggredissero un'area boschiva e le abitazioni. Predisposta anche la vasca per l'intervento dell'elicottero, che è arrivato nel tardo pomeriggio. I danni sono ancora in via di quantificazione. Le operazioni di bonifica sono in corso per evitare l'insorgere di pericolosi focolai nella notte. 2 ettari di terreno in cenere a causa del fuoco. Torniamo a parlare di siccità. Il presidente Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza per fronteggiare l'emergenza idrica. Nel documento si parla di un generale peggioramento del quadro complessivo, con situazioni particolarmente gravose nei distretti del Brenta e del territorio orientale della regione. Preoccupa la risalita del cuneo salino sia lungo il Po che nell'Adige. 2 le azioni. Con la prima si attribuisce ai sindaci veneti la facoltà di adottare ordinanze locali per chiudere le fontane pubbliche. Secondo, si introduce l'autorizzazione alla deroga del deflusso minimo vitale, tema tra i più dibattuti. E per quanto riguarda la siccità, saliamo sulla pedemontana, nella morsa del caldo. Il consorzio Bonifica Brenta avverte: le scorte idriche finiranno molto presto. Non piove più e quando arrivano le piogge sono spesso devastanti, ma non sono affatto d'aiuto nella gestione dell'emergenza legata alla siccità. E così anche la Brenta va in crisi, tanto che le riserve del Corlo hanno i giorni contati. Lo conferma pure il presidente del consorzio di bonifica. Noi abbiamo previsto di finirla questo mese, alla fine di questo mese, e quindi poi faremo in consorzio una riunione con i tecnici e vedremo una soluzione ottimale da avere sul territorio. Bisognerà capire quali saranno le portate del fiume Brenta e da lì ci regoleremo su come chiudere e aprire i canali. Il grande fiume è un paziente al cui capezzale sono molti medici, che però non hanno gli strumenti e le medicine per curare il guaio antico di cui soffre il malato. Il fiume Brenta è un malato cronico in fase terminale perché è arrivato qualche settimana fa a 1,5 metri cubi di portata, prima a monte dell'affluente Cismon. Che cosa ci si può aspettare ora?
Bisognerebbe aspettarsi un po' di pioggia perché qui non se ne vede la fine, non ho mai visto una cosa del genere, perché siccità sì va bene, ma 2 o 3 mesi che non piove è una cosa mai vista. Il Consorzio di Bonifica Brenta lancia un appello agli agricoltori e a chi usufruisce di una risorsa così importante e così fragile. A tutti i cittadini e a tutti gli utenti devo dire di stare attenti, di utilizzare l'acqua quando è il loro turno, di non andare a usare l'acqua degli altri e avere un risparmio, di usarne il meno possibile perché la situazione non è certamente delle migliori. In pieno centro a Padova questa mattina le operazioni di salvataggio dei pesci lungo il canale Santa Chiara, guardate. Cosa avete trovato questa mattina? Che tipi di pesce? Beh, ci stiamo concentrando su quelli più grandi, in primo luogo le carpe quindi, ma anche da 10 kg, insomma molto grandi. Qualche anguilla, cavedani, tantissimi, barbi. Questi sono quelli più numerosi. Abbiamo trovato anche un paio di siluri. Task Force in campo lungo il canale Santa Chiara su Riviera Businello in pieno centro storico a Padova per salvare i pesci da morte certa causata dall'emergenza idrica. I livelli dell'acqua si sono ulteriormente abbassati e così la Polizia Provinciale e la cooperativa Piovego hanno iniziato questa mattina di buon'ora le operazioni di recupero. In acqua Arduino, Elio e Steve, volontari dell'associazione La Sorgente di Cittadella che si occupa di conservazione della fauna ittica. Il pezzo che hanno viene usato da una squadra di 3 persone, si chiama elettrostorditore, e un operatore tiene il dispositivo che con il generatore genera la corrente, l'altro con un retino provoca una scarica elettrica, stordisce il pesce e un altro con un altro retino ancora lo raccoglie. Poi viene trasferito, viene issato con delle reti su qua sul piano del calpestio, lo trasferiamo in furgone su contenitori con acqua ossigenata e li liberiamo poi in zona Bassanello. Verranno installati su un'area di 13 ettari, saranno in grado di produrre tra i 12 e i 14 mila megawattora pannelli fotovoltaici che alimenteranno le dighe del Mose. I tecnici incaricati di mettere a punto il piano stanno limando i dettagli per il commissario straordinario. Le aree individuate per l'installazione dei pannelli sono le superfici pavimentate e le coperture degli edifici nei quali sono presenti gli impianti tecnologici di funzionamento del Mose. Quelle al di fuori verranno progressivamente riconsegnate ai comuni di appartenenza. E ora vi facciamo vedere queste immagini, il rifornimento che si fa in dialetto, la trovata di un noto marchio di carburante che sta spopolando in questi giorni. Scrivi il codice sulla tastiera e schiaccia il tasto verde per confermare. La prima reazione un po' per tutti è l'incredulità. Operazione in corso, abbi pazienza. Poi scatta la risata. Sta attento, tira fuori la carta. La maggior parte della gente si mette a ridere, è una novità di lunedì mattina, quindi è una cosa fresca ancora. Vediamo quanto dura sta risata. Nemmeno i gestori dei distributori erano stati avvisati che la voce guida della loro colonnina automatica era cambiata e che lo sarebbe stato per 15 giorni almeno. E così da lunedì è stato tutto un tam tam in chat tra di loro con lo scambio di video e di dialetti. Caccia i sordi o schiappa la carta? Inserisci Sky o carte? Il dialetto, ha sentito? In dialetto ho sentito, molto positivo, finalmente ci voleva. Come mai? Perché è ora che anche il nostro dialetto venga riconosciuto. Una sorpresa, sì, una sorpresa. Vediamo se sarà apprezzata dalla gente. C'è bisogno anche, visto questo caro carburante, sì, magari di farci una risata quando facciamo rifornimento? Sì, ci vuole, in questi periodi è l'unica cosa, penso. Gestore di una pompa lungo la Postumia da 6 anni, Thomas conferma che il Covid tra lockdown e smart working ha dimezzato il lavoro e nonostante la ripresa con gli ultimi rincari le perdite sono ancora del 50%. Speriamo che abbassino il più possibile. Questa crisi di governo non aiuta? No, di certo no. Si va avanti, non si può mollare. Metti dentro altri Sky o scegli la pompa? Altri Sky, va.
Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al Meteo. Prosegue senza sosta l'ondata di caldo che sta interessando non soltanto il nostro paese ma un po' tutta Europa. Record storico per esempio a Londra, dove si sono raggiunti i 40 gradi e in alcuni aeroporti si è addirittura sciolto l'asfalto della pista. Guardando al nostro territorio non va certo meglio, contesto ugualmente bollente con lo stato di allarme climatico lanciato dalla regione. Vediamo dunque il dettaglio di giovedì 21 luglio. Sul Veneto bel tempo, il cielo sarà sereno. Sulle Dolomiti probabili rovesci pomeridiani, non si esclude anche qualche isolata precipitazione fin verso le zone pedemontane. Temperature in aumento, minime tra i 19 e i 22 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 37 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato con cielo limpido, venti a regime di brezza anche sostenuti sulla costa al pomeriggio. Temperature minime sui 22-25 gradi, massime sui 34-36 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sarà soleggiato con addensamenti nel corso del pomeriggio e locali acquazzoni sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 21-22 gradi, massime sui 37-38 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.